Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Titanfall. Come potete ben vedere, quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno del nostro menu principale, precisamente nella sezione di scelta della nostra modalità di gioco. Allora, come avete ben potuto vedere, anche quest'oggi cercheremo di destreggiarci all'interno di una nuova partita, all'interno di questo nuovo gioco, proprio perché in questi ultimi giorni voglio proprio divertirmi giocando appunto a questi nuovi titoli che ho appena acquistato, come per esempio Thief. Infatti, se avete visto, siamo arrivati alla parte numero 4, o addirittura anche Titanfall. Infatti da pochi giorni che ce l'ho e voglio proprio vedere tutte le sue funzionalità. Infatti in questi ultimi giorni non sto avendo molto tempo, però il tempo che ho a disposizione, quelle poche ore, le voglio dedicare direttamente a provare questi nuovi titoli. Sicuramente ragazzi, prima di iniziare voglio dire che nella prossima settimana arriveranno con molta probabilità i nuovi gameplay su la nuova campagna in Rome 2 Total War con la nuova fazione, ovvero i Macedoni. A quanto pare sono la classe, la fazione più votata. Comunque, se non avete espresso ancora la vostra opinione, continuate a scrivere direttamente sulla pagina Facebook, il link è nella descrizione, e continuate a inviare il vostro nome origine direttamente alla posta del mio account per farmi vedere il vostro nome, in modo tale che io lo possa aggiungere per giocare qui tutti insieme. Bene, allora quest'oggi, prima di lanciarci nella nostra modalità combattimento, cercheremo intanto di specializzare la nostra classe. Ho visto che abbiamo sbloccato qualcosa per quanto riguarda il nostro ordigno. Abbiamo sbloccato una granata ARC. Le granate ARC infliggono danni limitati se paragonate alle granate esplosive, ma disturbano gravemente i sistemi dei Titan e dei piloti nel loro raggio d'azione. Una volta me l'hanno lanciata addosso ragazzi, è davvero molto pericolosa, quindi io direi di utilizzarla. Il nostro personaggio sempre maschio, va bene. Per quanto riguarda il kit numero 2 per il nostro Titan, la barriera scudo è fantastica. Quella ragazzi, vi ricordate, che respinge i missili o qualsiasi altra cosa che ci lanciano appunto addosso. Per quanto riguarda il kit numero 1 invece, batteria. La batteria accelera la ricarica dell'abilità tattica del tuo pilota. Sì, potrebbe essere utile, però il pacchetto esplosivo aumenta la quantità di munizioni. Il kit parkour migliorato ti permette di correre sul muro e restarvi appeso per periodi più lunghi. Forse questa potrebbe essere la mossa più adeguata. Mentre per quanto riguarda l'abilità tattica abbiamo solo un occultamento che rende quasi completamente invisibile i Titan, e tuttavia non è così efficace contro i piloti. Quindi io direi ragazzi di potenziare certamente la nostra abilità pacchetto esplosivi. Bene, la nostra classe per adesso è stata ultimata. L'arma di riserva, come potete ben vedere, è una bella Hammond P2011, sicuramente una pistola semiautomatica abbastanza concreta a livello di fuoco ravvicinato. Mentre abbiamo una nuova notifica: c'è posta per te, una busta è stata infilata sotto la tua porta. Non ha alcun timbro postale o identificazione. La tua prestazione sul campo è stata notata. Questa busta contiene un pacchetto di carte. Non sono carte da gioco, sono agevolazioni. Quando vuoi usane una, bruciala e sarai agevolato. Continua. Allora, che cos'è questa nuova sezione? Carte Barn. Molte sfide offrono delle carte Barn come ricompensa. Azione decisiva: 40 secondi in meno al tempo di costruzione alla ricarica di nucleo del Titan. Probabilmente queste carte serviranno al nostro combattente in battaglia per avere qualche sorta di bonus. Gambe bioniche, maggiore velocità di movimento del pilota. Addirittura sostituisci l'arma anti-Titan con un lancia mag automatica ad alta capacità. Allora, io direi, tra tutte queste carte che abbiamo disponibili, mi sembra di ritrovarmi un po' su Magic, meglio le gambe bioniche. Una sorta di Iron Man incorporato Tony Stark nelle caviglie. Benissimo, le gambe potrebbero essere abbastanza utili. È una cosa che non sapevo ragazzi, vedete, stiamo scoprendo delle cose insieme. Infatti proprio per questo voglio giocarlo insieme a voi. Va bene, adesso lanciamoci però nella nostra battaglia. Ed eccoci finalmente ragazzi all'interno della nostra scelta dell'equipaggiamento. Siamo direttamente sul nostro elicottero. Vediamo un pochettino, scegliamo anche il nostro tank per incursione e il nostro grande Titan. Dominio, punto di controllo. Ok, volevo iniziare direttamente una partita dall'inizio. 15 minuti di divertimento puro ragazzi. Allora, punto A, primo obiettivo da analizzare: scale in acciaio. Vediamo se possiamo affrontarle nella maniera corretta. Ragazzi, come va qua davanti a voi? Attenzione, assistenza per il punto di controllo. Perfetto, ok ragazzi, scusate se sto utilizzando solo armi semiautomatiche, come dire una semplice pistolina, addirittura un fucile a pompa del genere. Però sono le armi con le quali mi ritrovo abbastanza bene. Attenzione, ci sparano addirittura dall'altra parte. Vediamo un pochettino proprio immersi in questo paesaggio ormai distrutto. Attenzione, vediamo un po'. Punto B ancora utile alla nostra grande squadra. Attenzione, l'attacco da parte degli avversari. Uccisione direttamente del nostro grande fucilone a pompa. Ancora si continua, entrata dei nostri uomini. Attenzione ragazzi, pulite il tutto qui sopra. Come sta andando? Vediamo un po', non si sta intrufolando nessuno da questa parte. Pulito, benissimo, vediamo un po'. Catturato, però io direi di rimanere ancora qui. Abbiamo intanto il nostro ordigno speciale, vi ricordo, per annebbiare la vista degli avversari.
The Fall, attenzione, ottimo, conquistato. Ragazzo mio, come sta andando? Ti sei seduto proprio al computer per vedere un po' come sta andando la situazione. Vediamo un pochettino, scendiamo al piano di sotto. Oh mamma mia, eccolo. Deve essere appunto qua sopra. Attenzione ragazzi, siamo circondati. L'avevo addirittura peccato. Col 19% di potenza. Va bene, per adesso rientriamo. Ho capito, le gambe bioniche entrano in azione solo quando utilizziamo la nostra carta Barn. Vabbè, per adesso vediamo di lasciarla. Attenzione, soldato nemico davanti a noi, colpito con la grande pistolona. Meno male, atterrato. Attenzione ancora sul punto B, mamma mia, attenzione, un altro avversario proprio davanti a noi. Ecco, attenzione, lanciano queste dannate bombe. Attenzione, ancora, mamma mia, chi è questo? Ottimo, eliminato, ricarichiamo. Attenzione, sempre il nostro fucile di Al Capone, ragazzi. Vediamo qua sopra, attenzione, si analizza la situazione. Mamma mia, con cosa ci ha ucciso? Vediamo un po', anche lui fucile a pompa. Siamo stati un pochettino, come dire, lenti. Aveva qualche arma però diversa dal solito. Allora, dobbiamo concentrarci. Allora, punto A, ancora sarà pronto tra 15 secondi. Grazie C3PO, però attenzione, ancora altro bersaglio davanti a noi. Ecco, la pistola è un po' difficile colpire. Meno male che siamo riusciti a farlo secco. Attenzione ragazzi, attenzione, amico mio. Cerca di far qualcosa, Titan pronto. Olè, attenzione, altro bersaglio fatto secco. Eccoli, attenzione. Oh mamma mia, vediamo se con la nostra pistola possiamo far qualcosa. C'è qualcuno che arriva. Meno male abbiamo utilizzato la nostra invisibilità, però maledizione. Vediamo di utilizzare la nostra carta Barn, ragazzi. Proviamo le gambe bioniche, vediamo un pochettino. Entriamo nuovamente come pilota. Lo so che il Titan deve essere utilizzato immediatamente, però queste gambe voglio provare, ragazzi. Le gambe di Tony Stark con pizzetto e barbetta. Attenzione ragazzi, ancora si va in avanti. Titan avversario davanti a noi. Usiamo la nostra abilità del principe di Persia. Qui cade addirittura altro Titan avversario. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Dice che questa bomba disorienta i Titan, no? Vediamo di provarla. Allora, punto A, questa volta da conquistare. Si va direttamente verso questa sorta di entrata. Ottimo colpaccio. Vediamo se si può procedere. Attenzione, ancora qui pulito. Mamma mia, l'avevo visto. Siamo riusciti a salvarci forse, Ok, vediamo un po' da queste parti. Attenzione, nemico fatto secco con un colpo di fucile a pompa proprio dritto alla testa. No, maledizione ragazzi, stavolta non stiamo giocando molto bene, però ci stiamo mantenendo sempre nella norma. Il nostro Titan questa volta è pronto. Cerchiamo di arrivare direttamente dal cielo, ragazzi, come una vera e propria pioggia di metallo. Attenzione, eccoli davanti a noi. Eccoli, che volete fare? Maledetto. Attenzione, eccolo, attenzione, i proiettili rinviati indietro. Colpito. Maledizione. Ce l'abbiamo davanti, ragazzi. Non sto capendo un accidente. Attenzione, espulsione. Mamma mia. Wow, vediamo se possiamo riscendere. Attenzione, guardate un pochettino. C'è stato un attimo, ragazzi, che non ho capito più niente. Però a quanto pare abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo eliminato un Titan avversario. Attenzione, nemici davanti a noi fatti secchi. Ok, allora stiamo pareggiando per quanto riguarda il punto di controllo. Attenzione, Javelin in mano. Si ricorda un po' Battlefield 4. Colpito. Attenzione, assassinio. Grande, abbiamo eliminato un vero e proprio Titan e abbiamo completato un'ottima sfida. Attenzione, ancora qua sopra al piano superiore. Ottima granata per distruggere 5 avversari. 500 punti, ragazzi. Probabilmente abbiamo eliminato diversi avversari. Attenzione, altro Titan davanti a noi. Si mira alla testa. Ottimo colpaccio. L'abbiamo disorientato, però mi sa che ci ha visto, ragazzi. Si è arrabbiato. Sarà un rischio uscire di nuovo da questa parte. Attenzione, altro colpaccio. Questa volta non beccato direttamente in testa. Vediamo se possiamo stare attenti. Punto B a 38 metri. Vediamo se possiamo uscire. Ecco, deve essere da quella parte. Le gambe bioniche sono davvero molto utili. Mamma mia, attenzione. Avversario lasciato completamente da quella parte. Intanto ancora nemico davanti a noi. Maledizione, eccolo qua sopra. Eccolo. Maledizione. Devo ancora imparare i tasti, ragazzi. Col combattimento corpo a corpo ancora non mi ritrovo molto bene. Si scende di nuovo nella, come dire, sotto forma di Tony Stark. Attenzione, eccoli qua. Piccoli soldatini davanti a noi. Vengono fatti a pezzettini. Eccolo, soldato semplice della milizia nemica. Ancora niente. Vediamo un po' davanti a noi. Mi sembra che ce l'abbiamo di sotto, maledizione, che siamo su una piattaforma semovente. Allora, punto B. Arriva davanti a noi. Ottimo. Maledizione, dobbiamo ricaricare. Mi ricorda molto Far Cry 3 questa mitragliatrice, Eccolo. Girati, amico mio. Attenzione. Chi è che ci lancia i missili? Stai attento, bello. Vediamo se siamo riusciti a distruggerlo. Oh no. Usciamo. Mamma mia, abbiamo qualcuno di sopra, ragazzi. Abbiamo qualche maledetto di sopra. Attenzione, ottimo, colpo diretto alla testa. Spectre ucciso. Vediamo qua su. Attenzione, dove vuoi andare tu, bello mio? Attenzione, ancora davanti a noi. La pistolina di John Rambo. Grande lavoro. Ricarichiamo. Questa era la SOCOM di Metal Gear 1, ragazzi. Ve lo ricordate a Solid Snake con questa bella pistolina? Lui, proprio in persona. La SOCOM di Solid Snake. E invisibilità alla Crysis 3. Bene.
Scusate ragazzi per l'interruzione, ma mi ha appunto suonato il cellulare. Adesso vediamo di riprendere. Speriamo che al nostro amico non suoni il cellulare direttamente durante la partita, ovvero durante il combattimento. Attenzione, bersaglio davanti a noi, si tentano 2 colpi alla testa. Lo abbattiamo con l'aiuto del nostro grande Titan. Ancora un altro maledetto qua davanti a noi. Vediamo se lo possiamo far secco. Ottimo, Spectre ucciso. Una cosa che di questo gioco, attenzione, mamma mia, vediamo un pochettino. No, sbagliato, maledizione. Vediamo qua dentro. Ok, l'abbiamo lanciata. Ottimo lavoro. Vediamo se possiamo rientrare. Grande. Allora, una cosa che non mi piace di questo gioco, ragazzi, è davvero la possibilità che, cioè, ho difficoltà a riconoscere gli NPC, sicuramente i personaggi del gioco, con i personaggi reali. Attenzione, Titan davanti a noi. Oddio, qua davvero sono stato abbastanza stupido. Cioè, ho mirato con il nostro fucilone, il nostro grande Javelin, un Titan proprio da distanza ravvicinata. Altro colpaccio e direttamente il Titan prende fuoco davanti a noi. Attenzione, ed esplode direttamente. Ottimo. Allora, vediamo di analizzare ancora la situazione circostante. Altro soldato semplice della milizia, fatta a pezzettini. Titan dritto davanti a noi. Tony Stark è pronto. Maledizione, ancora il Javelin non riesce a controllare bene la posizione di tiro. Mi sa che abbiamo ricaricato però. Perfetto, attenzione, altro Titan qua dietro di noi. Ottimo. Bel colpo alle spalle. Vediamo di ricaricare. Titan pronto ragazzi, voglio provare ad abbatterlo con il nostro Javelin principale. Altro colpo. Perfetto, chissà, assist Titan, grandioso. Vediamo di attendere Tony Stark dall'alto ragazzi e salire direttamente su di lui. Muoviamoci che sta arrivando qualcuno qui. Presto, 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 presto. Incominciamo a ballare ragazzi, a tutta forza. Vediamo un pochettino dove siamo. Dove siamo? Attenzione che non vedo un accidente. Non vedo un accidente. Maledizione, che sta succedendo? Perché ci fanno del male? Oh mamma mia ragazzi. Eccoli. Maledizione, vediamo se possiamo farlo secco. Continuiamo l'attacco. Mamma mia, ci stanno attaccando pure dall'altra parte. Gli andiamo lì addosso. Un cazzotto, un altro cazzotto. Gancio sinistro, jab destro, il nostro solito jab destro ragazzi. Oh maledizione, dobbiamo darcela a gambe. Via. Che scontri ragazzi. Attenzione, ancora deve essere qui. Ed eccolo che si avvicenda appunto davanti a noi. Altro Titan nemico accasciato a terra. Vediamo un pochettino se possiamo rispedirgli i proiettili. Eccolo qua, vediamo se possiamo farlo saltare in aria. Prende fuoco e un jab destro di Apollo Creed lo manda dall'altra parte. Attenzione, ancora pugnone. Mamma mia, vediamo che siamo riusciti a fare. Espulsione purtroppo. Ve lo ricordate ragazzi il film Independence Day, quando Will Smith è riuscito a espellere appunto il sedile dal suo aereo, quando appunto l'alieno lo stava inseguendo? Beh, ogni tanto mi sento lui quando effettuo queste cose, mi metto un pochettino a lottare per la nostra patria. Allora attenzione, da quella parte altri bersagli, la nostra grande pistolina contro uno Spectre di 4 soldi. Ecco, questa cosa non mi piace di Titanfall ragazzi, ovvero la possibilità di non poter riconoscere un nemico, come dire, se è appunto un NPC o appunto un giocatore normale, perché sicuramente nella mischia non riesco a comprenderlo molto bene. Attenzione, bersaglio davanti a noi, fatto secco, grandioso. Purtroppo sconfitta, dobbiamo prepararci all'estrazione. Infatti poi alla fine ragazzi mi sono lanciato più che altro in una sorta di distruzione dei Titan oppure degli avversari, più che altro in una conquista. Allora attenzione, arrivo direttamente davanti a noi, sono arrivati i nostri per farci ritirare, probabilmente farci arrivare in un'altra zona. Che devo fare? Oh mio Dio, non mi sono mai diretto in una zona del genere. Arrivo in 23 secondi. Dobbiamo attendere qualche attimo. Titan avversario davanti a noi, si tenta appunto il recupero. Vediamo un pochettino, è saltato in aria ragazzi, non c'è stato neanche l'opportunità di farlo. Ok, attenzione, 6 metri davanti a noi, ci tirano granate. Attenzione, 10 secondi di attesa. Altro Titan, nemico davanti a noi. Attenzione, ci tirano bombe. Ottimo colpo. Oh, chi c'è qui? Chi c'è qui dentro? Maledizione. Uccisione direttamente a un avversario. Vediamo di salire direttamente da questa parte. Il nostro principe di Persia è sempre nelle nostre chiappe. Grande, stavolta siamo riusciti a entrare. Vai alla navicella, addirittura ancora posso sparare ragazzi. Attenzione, fatemi sparare, però purtroppo posso utilizzare solo la pistolina. Andiamocene via nello spazio interstellare con il nostro C3PO e R2D2 che ci seguono. Estrazione, zona pericolosa. Evacuati, solo in 2 ci siamo salvati, gli ultimi 2 sopravvissuti di una lunga serie. Ragazzi, non è andata tanto male stavolta. Abbiamo ucciso più piloti dell'altra volta, però a sua volta abbiamo anche subito 7 morti, nonostante il ping che era abbastanza alto ce la siamo cavata, dai, abbastanza bene. Però davvero sto migliorando sempre di più a livello di combattimento. Adesso riesco anche a giostrare meglio il combattimento corpo a corpo con il combattimento vero e proprio. Quindi davvero ottimo lavoro, livello 8, grandioso. 700 punti, potenzia, rigenerazione di salute e velocità. Questo mi interessa come abilità tattica del pilota, grandioso.
Va bene, un'altra carta disponibile, sicuramente la pistola potenziata, sostituisci l'arma principale con una più letale, potrebbe andare bene visto che noi utilizziamo sempre pistoline. Perfetto, però a sua volta, come è mio solito, non vorrei giocare sempre la stessa modalità, è meglio provare qualche altra cosa, quindi torniamo un attimino indietro ragazzi, ok? Ho visto che dal primo video vi è piaciuto molto questo gioco e davvero mi farebbe davvero tanto piacere creare qualche lobby insieme a voi, visto che si può fare magari qualcosa anche direttamente con 5 persone da una parte e 5 persone dall'altra, quindi tutte amiche. Quindi fatemi sapere. Intanto, equipaggiamento pilota. Allora, vediamo un po'. Allora, la sezione 1 io direi per adesso di lasciarla così invariata. Cambiamo solo l'abilità tattica Steam per migliorare sicuramente la nostra personalità, perché l'occultamento è buono, però fino a un certo punto. Intanto, per quanto riguarda l'abilità 2, io direi di utilizzare magari un'arma più veloce, qualcosa che abbia un ratio molto più concreto come l'SMR 97 Compact, magari con un bel mirino metallico se possiamo metterlo, grandioso. Per adesso va bene così. Vedete ragazzi, ci sono delle sfide che danno la possibilità ai giocatori di sbloccare determinati elementi, per esempio caricatore superiore, fuoco a volontà, silenziatore, a secondo di ciò che facciamo con l'arma, qualcosa simile appunto a Battlefield 4 o qualsiasi altro sparatutto. Come armi anti-Titan questa volta proveremo il Sidewinder, deve essere appunto qualcosa che lancia micromissili, qualcosa del genere, comunque molto utile perché ha un ratio alto. Per quanto riguarda la seconda arma, sempre la SOCOM di Snake Metal Gear 1. Per quanto riguarda invece gli ordigni, la granata RC va abbastanza bene, mentre come l'abilità tattica la seconda che abbiamo sbloccato, kit, per adesso rilevatore scagnozzi, lasciamolo perdere, sempre la nostra batteria di recupero e il pacchetto esplosivi. Ragazzi, mettiamoci in... Eccoci ragazzi, finalmente ci ritroviamo all'interno della nostra modalità di combattimento. Allora, abbiamo fatto un'altra coda all'interno di un'altra bella partita in una zona chiamata Belvedere e selezioniamo le nostre abilità e i nostri armamenti, perfetto. Eccoci arrivati, catapultati finalmente nel campo di battaglia. Ho scelto nuovamente, che è la capsula con la quale è arrivato Freezer oppure Goku sulla Terra, guardate che figa. Allora, vediamo un pochettino di avanzare. Intanto, vediamo un pochettino, sempre dominio punto di controllo perché è la modalità che mi piace di più per adesso. Potete vedere che ho scelto il mitragliatore che abbiamo impostato nella sezione precedente. Mi ricorda molto Halo 3 questa sorta di rappresentazione dei proiettili in canna. Allora vediamo un po', cerchiamo di non perdere questa bella partita. Allora, punto A a 70 metri, io direi di avanzare direttamente verso questa zona. Il punto B lo stanno direttamente prendendo gli avversari, vediamo un pochettino. Allora, mi ricorda molto Far Cry 3 questa ambientazione che si sposa benissimo con la natura. Attenzione, semplice soldato davanti a noi, altro maledetto davanti a noi, ottimo, eliminati. Cerchiamo di neutralizzare la nostra nuova stazione di comando. Vediamo di salire qua in alto per avere magari una prospettiva migliore. Ottimo, mi sa che non c'è nessuno. Vediamo qui in basso. Oh, no, ritorniamo a conquistare però. Ok, allora cerchiamo di ottenere il maggior numero di punti possibile. Attenzione, già qua sopra un'incursione. Ok, punto di controllo catturato. Ragazzi, state qui. Ah, ho capito, i soldati semplici vengono ad occupare la zona nel momento in cui noi la conquistiamo. Intanto avversario eliminato. Grande lavoro, amico mio. Intanto qua sotto, attenzione. Ole. Maledizione. Attenzione ragazzi. No, erano più di uno. Va bene, cerchiamo di stare attenti. Selezioniamo la nostra carta Barn per potenziare la nostra grande pistolina. Eccola qua, pistola smart potenziata. Chissà cosa serve ragazzi. Allora vediamo un pochettino. Attenzione, non è che è una di quelle pistole che si utilizzavano anche grande, utile sta pistola. Vediamo di salire immediatamente al piano superiore. Avrei fatto davvero una brutta figura se non fossi riuscito a ucciderlo. Allora ancora punto A ragazzi, deve essere qui in alto. Allora vediamo di contenerlo direttamente sul nostro campo di azione. Eccolo, no, non l'ho visto. Maledizione, ci ha fregato. Allora vediamo di essere un pochettino più competitivi, dobbiamo recuperare il nostro punteggio. Allora, se non sbaglio, era direttamente dall'altra parte. Attenzione, eccoli. Cerchiamo di non fare stupidate. Vediamo un po'. Ci stanno davvero schiacciando, ragazzi. Vediamolo, deve essere appunto qui vicino. Ah, no, perfetto, la stiamo neutralizzando. Ottimo. Allora, forse ho capito. Calmo amico mio, che è l'abominevole uomo delle nevi, di com'era vestito ragazzi. Attenzione, meno male che non c'è il fuoco amico. Allora, a quanto ho capito, nel momento in cui conquistiamo una base, i personaggi avversari alleati, gli NPC si ritrovano al suo interno. Quindi forse potrebbe essere una mossa adeguata per riconoscerli. Attenzione, intanto qualche Titan qui davanti a noi. Arma d'assalto, un vero e proprio M60 di John Rambo. Per attenzione che veniamo bersagliati. Eccola ancora, John Rambo con la cartucciera legata intorno al braccio. Colpaccio da parte del Titan. Vediamo se ci possiamo
dobbiamo riparare. Attenzione ancora il Titan qua davanti a noi. Vediamo se possiamo ancora continuare a far fuoco. Attenzione, Titan finalmente pronto. Vediamo di fargli vedere chi siamo, ragazzi. Eccolo che arriva direttamente dall'alto. Tony Stark, olè, eccolo che arriva. Entriamo, ragazzi, iniziamo a ballare alla grande. Allora, nuovamente un tank aggressivo. Vediamo un pochettino. Eccolo, eccolo, eccolo. Vediamo di parare qualche bel colpo. Eccolo ancora davanti a noi. Attenzione, chi c'è da questa parte? Maledizione. Vediamo di rispedirgli qua. No, 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 ragazzi, diamoci la gambe, diamoci la gambe, diamoci la gambe. Andiamocene via, andiamocene via. Meno male, stanno per arrivare probabilmente. Meglio squagliarcela. Andiamo a difendere il nostro punto B. Speriamo nell'aiuto di qualche altro bel Titan. Eccolo che si avvicina. No, dall'altra parte. Maledetti, maledetti. No, no, ragazzi, dobbiamo combattere fino alla fine. Dobbiamo combattere fino alla fine. Mi sa che forse abbiamo fatto qualcosa. Grande esplosione da parte dell'avversario. Attenzione, ancora altro Titan qui davanti a noi. Vediamo se possiamo fare qualcosa. L'abbiamo completamente evitato. Vediamo se possiamo continuare. Grande colpaccio. Vediamo se adesso possiamo difenderci con i nostri piccoli razzetti e rispedirli indietro. Ottimo colpo. Attenzione, ricarica della nostra mitragliatrice vietnamita di Far Cry 3. Attenzione, espulsione. Will Smith che se la dà a gambe. Attenzione, intanto voliamo sulle palme di questa splendida zona costiera. Attenzione, altro bersaglio davanti a noi. Soldato semplice della milizia. Oh mamma mia, schiacciati direttamente da un'arma al plasma. Guardate che figo, guardate quante armi disponibili. Guardate un pochettino, a quanto pare spara una sorta di sparachiodi. Attenzione, altro Spectre davanti a noi eliminato. Ancora si continua verso il punto A, proprio in mezzo al combattimento. Titan avversario, ragazzi. No, 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 alleato, perfetto, ok. Mi raccomando, ragazzi, continuate a farmi sapere le vostre opinioni riguardanti questo gioco. A fine partita vi dovrò dire sicuramente qualcosa riguardante Rust, ragazzi, Attenzione, eccolo, bersaglio davanti a noi. Olè, vediamo se possiamo beccarlo. Maledizione. Ottimo, siamo riusciti a uccidere un bello Spectre. Qua sopra chi c'è, maledizione. Attenzione, avversari davanti a noi. Vediamo un pochettino, ottimo lavoro. Ce n'è un altro però, ragazzi. Ce n'è un altro, ce n'è un altro. Ammazziamolo. Niente, mi sono messo a lanciare la granata, maledizione. Mi sono bloccato con il comando. Allora, attenzione, intanto si continua. Questa mappa davvero nuova anche per me, ragazzi. Oddio, ci ha beccato proprio di dietro. Stiamo morendo davvero tante volte, ragazzi. Questa volta non va. Stiamo perdendo davvero tanti punti di controllo. Uno Spectre davanti a noi. Attenzione, bersaglio nemico deve essere da queste parti. Si aggirerà qui intorno. Vediamo un po'. Niente, siamo riusciti a farlo andare via. Altra squadra di soldati semplici. Ho capito, ecco. Infatti probabilmente questi NPC vengono rilasciati con una sorta di velocità. Attenzione, maledetto. Questa volta, ragazzi, ci stanno facendo secchi. Aveva la pistola super potenziata, ma adesso verrà il nostro C3PO dall'alto e ci darà una mano, Attenzione, eccolo che arriva. Ottimo, iniziamo a ballare, ragazzi, alla grande. Vediamo un pochettino, 1 contro 1. Allora, ragazzo mio, vediamo un pochettino gli occhi della tigre. Spectre davanti a noi. Distrutto. No, 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 che distrutto. Attenzione, che abbiamo di dietro? E che neanche rinasciamo subito un avversario davanti a noi. Vediamo un po', eccolo, deve essere avversario, mamma mia. È molto potente, ragazzi, è molto potente. I nostri piccoli razzetti. Attenzione, che lancia qua a terra. Attenzione, mine e roba del genere. Meglio trovare una sorta di punto di combattimento con un altro nostro Titan alleato. Attenzione, vediamo di darci la gambe, ragazzi. Amici miei, datemi una mano, datemi una mano, datemi una mano. Attenzione, vi do una mano anch'io con questo maledetto davanti a voi. Attenzione, che succede qua? Attenzione, direttamente nel combattimento. Attenzione, mamma mia, Titan agganciato. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Attenzione, espulsione. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti anche a pestare un Titan nemico. Attenzione, altro maledetto qui davanti a noi. Diamoci una mossa, ragazzi. Eccoli, eccoli, maledetto. Attenzione, vediamo se riusciamo a farlo fuori. Ottimo, punto di controllo mantenuto. Il punto A, grandioso. Vediamo di continuare adesso verso il punto B. Forse riusciamo a recuperare qualcosa. È che non mi trovo molto bene con queste armi, ragazzi, semiautomatiche, questi mitragliatori in questo gioco. Attenzione, ci ha beccato di dietro. Però siamo riusciti a recuperare, nonostante le 7 morti e le 2 uccisioni. Ce la stiamo cavando abbastanza bene a livello di conquista punti. Attenzione, il punto B, bravo, ancora disponibile per il nostro grande schieramento. Attenzione, si va a mitragliare un Titan. Attenzione, vediamo quello che intende combinare. Attenzione ancora, vediamo un po', un'altra bella scazzottata nella sua testina. Ricarichiamo, ma questa mitragliatrice stavolta ci voleva fregare, Vediamo di salire al piano di sopra per disorientarlo. Vediamo un po' dov'è questo maledetto. Dove è andato? Attenzione, è andato via. Allora, vediamo un po'. Eccolo. Ci ha ammazzato stavolta, ragazzi, Ci ha ammazzato. Vediamo di disorientarlo. Come ci ha fatto secchio? Guardate un pochettino. Eccolo, boom. Certo, una botta del genere ci avrà fatto sicuramente volare dall'altra parte. Allora, attenzione, dove siamo finiti? Attenzione. Chi è questo? Davvero non capisco, un accidente. Ancora questo dannato Titan davanti a noi. Eccolo che arriva in fiamme. Vediamo se possiamo mandarlo al tappeto. Mandiamolo al tappeto. Una bella granatina davanti a noi. Ottimo. Assist
semplicemente per la distruzione di questo dannato. Eccolo, attenzione, eccolo che arriva dall'altro il nostro nuovo Titan. Vediamo un pochettino, altra bella granatina, altra granatina. No, non ce l'ho fatta. Vediamo un pochettino se arriva il nostro grande Titan qui davanti a noi, vediamo un po'. È schierato però non è disponibile, deve essere appunto da queste parti. Eccolo, eccolo il nostro Eddie 167. Eccolo che arriva, arrivo, amico mio, fammi entrare. Meno male, ci stavano per far fuori. Dai che siamo entrati, siamo ancora vivi, ma per poco, ragazzi, siamo vivi per poco. Attenzione, eccoli qua, vieni qua, bello, Rocky Marciano davanti a me. Eccolo, un altro bel cazzotto in faccia. Ancora continuiamo, ho il nostro solito jab destro. Dov'è? Non lo vedo, ragazzi, non lo vedo. Espulsione, il nostro Will Smith, grande. Allora, vediamo, deve essere da queste parti, però non la utilizzerò più quest'arma, ragazzi, Quest'arma per contrastare i Titan davvero non è molto buona. Ok, vediamo un pochettino. Forse sarò io che non la saprò usare. Intanto voliamo in aria, saltiamo in aria per un'esplosione dovuta a questa sorta di zona. Allora, mi sa che stiamo perdendo. Maledizione, un'altra sconfitta, ragazzi, quest'oggi. Giornata no per il nostro personaggio, non è riuscito a dare del suo meglio. Ho fatto davvero del mio meglio, siamo arrivati secondi nella nostra squadra. Però, davvero, vediamo un pochettino, dato per salire davanti a noi. Non li facciamo tornare a casa, ragazzi. Ottima sfida completata. Intanto altro Titan davanti a noi, bersaglio avversario completamente eliminato. Anzi, lo spero. Vediamo un pochettino qua sotto. Ancora zona vuota. Titan nemico davanti a noi. Vedete un pochettino questa mitragliatrice un po' strana. Intanto tentano l'attacco. Vediamo se ce la possiamo dare a gambe. Attenzione. Punto di evacuazione, deve essere appunto dritto davanti a noi. Arrivo in 8 secondi. Abbiamo probabilmente un altro Titan che lancia bombette qua davanti a noi. Appunto le bombette di Capodanno, ragazzi. Vediamo un pochettino se possiamo far fuori quest'altro maledetto. Spectre davanti a noi. Però purtroppo ci hanno fatto secchi. Niente, quest'arma contro i Titan non è molto buona. Mi sa che dovrò cambiarla molto rapidamente. Purtroppo questa volta non siamo riusciti ad evacuare il nostro grande squadrone. E purtroppo una sconfitta si sente a livello anche di combattimento. Siamo riusciti ad ottenere più della metà dei loro punti, però good job anche da parte degli avversari. Una bella partita e nonostante tutto abbiamo provato anche qualche nuova arma. Allora, ragazzi, vi volevo, dopo aver combattuto quest'altra partita, dire qualcosa sui gameplay di Rust. Torniamo indietro. Sì, perfetto. Allora, bene, vi volevo appunto dire per quanto riguarda Rust. Vi ricordate quella partita che avevamo iniziato insieme, ovvero quel gameplay all'interno di quel server dove potete sicuramente vedere anche i gameplay? Beh, sicuramente quel server è stato resettato, quindi hanno eliminato tutta la mia casa con tutto ciò che avevo costruito e sicuramente devo riniziare da capo. Quindi, ragazzi, dovrete aspettare ancora qualche giorno affinché io possa costruire di nuovo la mia vecchia casa, portarla al punto all'interno del quale vi ho fatto notare la mia posizione nello scorso gameplay. E quindi continuare magari all'interno di un nuovo server, sperando che non si resetti anche questo. Ne ho inquadrato già uno e sicuramente cercherò di portare avanti la mia baracchetta. Intanto carta e barn, qualche altra carta selezionata. Sostituisci l'arma Titan con un Archer che lancia potenti missili Titan Hammer. Potrebbe essere utile, selezioniamone 2 questa volta. L'arsenale imponente, wow. La tua espulsione di Titan causa un'esplosione nucleare estesa. Ecco cosa ci ha ucciso prima, questa esplosione nucleare. Will Smith sarà contento di questa sorta di potenziamento. Bene, ragazzi, abbiamo sbloccato qualche altra cosa a livello di arma principale. Un fucile da cecchino, questa volta sì, questo ce lo selezioniamo immediatamente nella sezione numero 3 perché sicuramente può essere utile. Ok, a me piacciono i cecchini e sicuramente nel prossimo gameplay ci destreggeremo con questo mirino per 6 che sicuramente utilizza un lungo raggio per eliminare nemici. Guardate che figo, sembra proprio quel Mr. Chipmunk che abbiamo utilizzato in Hitman Absolution, ve lo ricordate? Qualcosa del genere. Anche se cecchini non ne ho visti molti in questo gioco, però sicuramente avremo modo di provarlo, ragazzi. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, quindi ricordate, nella prossima settimana arriveranno nuovi gameplay di Rome 2 Total War. Ovviamente, ragazzi, come dite voi, sicuramente fai anche Rust, Thief e anche Formula 1 2013. Però sicuramente per fare nuovamente un gameplay di Rust sarà molto più difficile, perché dovrò ricostruire tutto da zero. Prima di fare uscire un nuovo gameplay di Rust ci vorrà un po' di tempo, però cercherò di portare avanti anche questa serie. Comunque, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ciao a tutti!